padrone di casa. Dopo 2 minuti l'Azzurra passa in vantaggio con un'incornata di Cagliari, mentre poco dopo Rigotti raddoppia dal dischetto. Bonmassar chiude l'ostilità allo scadere del primo tempo dopo aver saltato il portiere. Gli ospiti cercano di riaprirla a inizio ripresa con Spagnoli, ma lo stesso Bonmassar segna un minuto dopo al 69esimo. I padroni di casa realizzano anche il sesto gol con Bertoldi. Poi a 8 dalla fine Baldessarini rende meno amaro il passivo con un colpo di testa. Finisce 6-2. Leno al Deno. Grazie a un buon primo tempo i padroni di casa battono i giallorossi. Dopo 5 minuti Dorighelli è rapido nell'insaccare su Tapini e firmare il vantaggio per l'Aleno. L'Aldeno risponde, ma un minuto dopo Prezzi è attento sul colpo di testa di Carducci. Ci pensa poi Pezzato al quarto d'ora a fissare il doppio vantaggio con un calcio di rigore. Nella ripresa i giallorossi non riescono a reagire e subiscono la pressione dell'Aleno. Pezzato firma la doppietta dopo diverse occasioni. Poi all'80esimo Alia segna il gol della bandiera. Termina 3-1. Mattarello Sacco San Giorgio. Grande vittoria dei rossoneri che si impongono su un avversario più quotato. I locali trovano il vantaggio al 25esimo con una punizione dal limite di De Carli. 10 minuti dopo arriva il raddoppio di Introna, rapido nel ribadire in rete dopo una mischia in area. Nella ripresa il Sacco sembra più propositivo, ma è il Mattarello a trovare ancora la via del gol con Eric Forti. La partita sembra non riservare più nessuna emozione, ma nel recupero gli ospiti trovano 2 reti in rapida successione con Fezzi e Frisanco, ma non riescono a completare la rimonta. Finisce 3-2. Ozzolo Maddalena e Castel San Giorgio. Si conclude in parità un match condizionato dal gran caldo. Al 12esimo gli ospiti trovano il vantaggio con un bel tiro dal limite di Berti all'angolino. L'Ozzolo risponde, ma è ancora la squadra ospite a sfiorare il gol con Nicolodi che colpisce il montante al 32esimo. Nel secondo tempo i padroni di casa partono forte e al 47esimo sfiorano il pareggio con un colpo di testa di Iori. Al 67esimo Paternoster ruba palla al portiere, ma il tiro è debole e viene salvato sulla linea. 3 minuti dopo arriva però il meritato pareggio con lo stesso numero 7. Si conclude 1-1. Spormaggiore Cristo Re. Prestigiosa vittoria degli ospiti che spugnano un campo difficile. La tripletta di Uca e la super giornata di Celoro portano in paradiso la compagine di Trento. I padroni di casa ci hanno provato per tutta la partita, ma la sfortuna e un Celoro in forma smagliante hanno permesso alla Cristo Re di vincere in maniera larga questa partita. La prima rete arriva al 20esimo proprio con Uca di testa. Poi nel finale su 2 contropiedi il numero 9 non ha perdonato e ha affrontato per 2 volte l'estremo difensore. Sconfitta beffarda per lo Spormaggiore. Finisce 0-3. TNT Montefeller Marco. Vittoria sorpresa per i padroni di casa. Nella prima frazione le due squadre faticano a produrre gioco e creare occasioni, quindi vanno a riposo senza aver emozionato i tifosi presenti. Il secondo tempo invece è più vivace con il Marco che fatica con la TNT che al 70esimo conquista un rigore con Bentivoglio. Dal dischetto Tusiano trasforma e segna il vantaggio per i padroni di casa. Nel finale arriva anche il raddoppio firmato da Bentivoglio, che approfitta di una mischia in area e ribadisce in rete. Termina 2-0. Trambileno Volano. Netta vittoria del Volano che si impone in modo perentorio. La partita è da subito molto divertente con occasioni da entrambe le parti. Il Volano nella seconda parte del primo tempo prende il pallino del gioco e al 20esimo la sblocca con un gran tiro da fuori di Matricardi. Il Trambileno rimane poi 10 per l'espulsione di Gallo. La seconda frazione di gioco riprende con i padroni di casa alla ricerca del pari, ma al 65esimo Maffei approfitta di un rimpallo e raddoppia con un tiro da dentro l'area. Nel finale i padroni di casa cercano il pari ma rimangono in 9. Finisce 0-2. Thank you.